Con la proclamazione ufficiale da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale presieduto dal magistrato Marco Salvatori, Marco Zambuto è a tutti gli effetti sindaco. Forte dei suoi 19.861 voti, il riconfermato primo cittadino di Agrigento di fatto prosegue il lavoro avviato. Dopo la designazione in campagna elettorale dei 6 componenti la giunta di governo, adesso dovrà provvedere alla nomina formale e scegliere il sostituto dell'assessore Vittorio Messina. Il presidente della Camera di Commercio di Agrigento ha infatti deciso di non confermare la disponibilità. Per il resto non dovrebbero esserci altre defezioni. Faranno parte della squadra Piero Luparello, Patrizia Pilato, Antonino Amato, Giovanni Sciacca e Ignazio Valenza. All'atto di nomina seguirà l'attribuzione delle deleghe. Piero Luparello sicuramente sarà il vice sindaco. Uno dei primi provvedimenti sui quali il nuovo esecutivo Zambuto dovrà pronunciarsi sarà la riduzione dell'indennità di carica. Considerata la delicata situazione finanziaria dell'ente, potrebbe essere confermata la riduzione del 50%, disposta nell'ultimo scorcio della scorsa legislatura. Un risparmio non di poco conto per un comune, così come tantissimi altri in Sicilia, che non naviga in buone acque. Un contenimento della spesa per almeno il 40% si avrà con il taglio del numero degli assessori. Dai 10 di qualche tempo fa si passa appunto a 6. Riguardo il Consiglio Comunale, per il battesimo dei 30 eletti di Sala Sollano non c'è ancora l'ufficialità della data di insediamento. Orientativamente è previsto nei primi giorni di giugno, tra il 5 ed il 7, tenuto conto che per legge la prima riunione consiliare deve essere convocata dal presidente uscente, in questo caso Francesco Alfano, entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti, così come spiega oggi il segretario generale del Comune di Agrigento, Carmelo Burgio. All'ordine del giorno della riunione inaugurale del nuovo Consiglio Comunale la convalida degli eletti, il giuramento dei consiglieri e del sindaco Marco Zambuto. Si procederà quindi all'elezione di presidente e vice e alla nomina delle 6 commissioni consiliari permanenti e della commissione elettorale. Si conosce invece la data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Sciacca, è fissata per dopodomani, sabato alle 18. Nel frattempo il neosindaco Fabrizio Di Paola, da 2 settimane già al lavoro, ha nominato la nuova giunta ma non ancora assegnato le deleghe. Ne fanno parte Silvio Caracappa, Daniela Campione, Gianluca Guardino, Vincenzo Porrello, Salvatore Monte e Ignazio Bivona.